terza ondata lo ha confermato oggi il presidente Luca Zaia, che ha annunciato l'intenzione di anticipare le vaccinazioni subito anche agli over 75. La famiglia Busso, padre, madre e figlio di Malcontenta, morti in 18 giorni a causa del Covid. Ho chiesto la sequenzazione dei virus, ha detto il presidente veneto oggi da Marghera. Per ora le scuole superiori restano chiuse. Il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da un gruppo di genitori contro l'ordinanza regionale. Crisi di governo, acceso botte e risposta tra Movimento 5 Stelle e Lega. Mi fa rabbrividire un governo Salvini-Meloni, ma gli italiani sono liberi di scegliere, afferma il grillino Scarabella, la replica del leghista. Voi ci impedite di votare. Torna la paura delle rapine a Padova. Ieri sera un uomo armato di siringhe ha messo a segno un colpo in una farmacia fuggendo con un bottino di 380 euro. Occupare i negozi sfitti con opere d'arte che denunciano la crisi in cui si trova Venezia non solo per il Covid, la singolare iniziativa di protesta che sta iniziando a raccogliere adesioni anche all'estero. L'ex Pured Canziana racconta: questi mesi lontano dallo spettacolo a causa della pandemia mi manca il palco, ma torneremo a sorridere e a sperare, dice. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'edizione regionale dei nostri notiziari. In apertura la notizia data dal presidente Luca Zaia oggi durante la lunga diretta da Marghera, ha confermato che il Veneto sta già attraversando la terza ondata. E poi sapete che domani per la nostra regione arriverà la decisione se rimarrà arancione oppure potrà entrare nella cosiddetta zona gialla. Poi c'è il punto sui vaccini e anche una stoccata con il tema dell'autonomia. Che qui la terza ondata sia arrivata, perché comunque noi abbiamo dato tanto. Il Veneto sta attraversando la terza ondata di coronavirus. Per il picco esponenziale di contagi, per la mortalità e i parametri di ospedalizzazione in escalation in poco meno di un mese. Un'ondata, dice Zaia, che se fosse arrivata a febbraio avrebbe messo in ginocchio anche il Veneto. Noi abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri di mortalità su un brevissimo periodo, cosa che altri non hanno avuto. E questo è il tema dell'eccezionalità. Una ragione questa per guardare con attenzione alla decisione di domani, quando la nostra regione saprà se sarà diventata gialla o se sarà confermata arancione. Per noi la zona arancione è stata, come si può dire, prudenziale, ma non avente titolo, perché vi ricordo che noi non abbiamo mai avuto in questa seconda ondata, da quando sono state istituite le zone, un colore diverso dal giallo. Nessuna novità invece sul fronte vaccini, con la speranza di tornare a regime con la prossima fornitura Pfizer, che permetterà di allargare, Zaia se lo augura, anche lo spettro della prima vaccinazione alla popolazione. Noi diciamo ultra 80 anni, ma abbiamo chiesto che si faccia ultra 75 anni, in maniera tale che, diciamo, lo spettro d'azione sia ancora più importante. Da qui, per accelerare la corsa contro il tempo, la disponibilità dichiarata dal governatore di molti imprenditori veneti, pronti, pare, a fare la loro parte con l'aiuto della finanziaria regionale. Posso garantire che c'è chi è disponibile. Un passaggio poi sui tamponi fai da te. La sperimentazione del dottor Rigoli è ultimata. I dati a breve arriveranno a Roma. E sempre a Roma, Zaia oggi ha mandato un nuovo messaggio, anche alla luce delle dichiarazioni del Premier Conte sulla riforma dell'articolo 5 della Costituzione. Che sia chiaro che noi non ce la siamo messa via. C'è appena finita l'emergenza, si sappia che noi torniamo in mimetica. E noi non siamo per la rissa, per i casini, ma noi l'autonomia la vogliamo. Ho chiesto la sequenziazione del virus che ha colpito i familiari, sono già stati inviati all'istituto zooprofilattico perché è giusto fare chiarezza su quanto è accaduto. Lo ha detto sempre oggi il presidente Zaia commentando la notizia della scomparsa a causa del coronavirus in 18 giorni di un'intera famiglia, la famiglia Busso di Malcontenta, padre, madre, figlio. Il dottor Rigoli ha detto che ha già spedito i campioni e assieme a loro c'è un altro caso, quello di un uomo di 48 anni con 2 parenti. Si svolgeranno martedì 26 gennaio alle 15 nella chiesa di Sant'Ilario di Malcontenta, intanto i funerali dei genitori di Ivan Busso. E per ora le scuole superiori del Veneto restano chiuse. Un'altra grande notizia della giornata, ovvero quello che il TAR ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da un gruppo di genitori proprio di alcuni ragazzi del Veneto contro l'ordinanza regionale. Noi non stiamo facendo i salti di gioia, non abbiamo vinto nulla, cioè prendiamo atto che la nostra ordinanza aveva, come si può dire, una spina dorsale diritta. Hanno valutato fino in fondo la nostra memoria
quella del direttore scolastico regionale, e penso che le motivazioni ci siano state tutte, è l'ulteriore dimostrazione che qui non si fanno le ordinanze per partito preso. Commenta così il presidente Zaia la decisione del TAR, che ha respinto l'istanza di sospensiva presentata da 17 genitori contro l'ordinanza regionale che aveva bloccato la didattica in presenza per le scuole superiori fino al 31 gennaio. Per le famiglie e i legali che le hanno supportate in questa vicenda, però, la partita non è ancora chiusa. Ho ritenuto che le nostre ragioni non appaiono del tutto sfornite di elementi di fondatezza, quindi la questione è tutt'altro che decisa, e quindi si deciderà all'udienza del 27. Il giudice della prima sezione del Tribunale amministrativo ha fissato un'udienza in Camera di Consiglio per il giudizio cautelare il 27 gennaio. La questione della sospensione del provvedimento è ancora attuale. L'udienza che si celebrerà il 27 è proprio volta di nuovo a valutare la possibilità di sospendere l'ordinanza. Nel decreto il giudice amministrativo sottolinea che gli interessi delle parti sono meritevoli di altissima considerazione e costituzionalmente rilevanti, ma tuttavia allo Stato non sussiste quella situazione di estrema gravità e urgenza che non consente la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio. I 17 genitori hanno intenzione fino alla fine di far valere le loro ragioni. Ritengo che la scuola, come tutte le categorie economiche che non sono di inferiore o maggiore importanza, abbiano diritto ad un piano di rientro sicuro. Siamo molto fiduciosi perché da quello che non da tecnico ho letto nel ricorso mi sembra che il TAR abbia accolto il problema e quindi ci aspettiamo una soluzione. Brevemente la conta dei contagi della giornata di oggi in Veneto. Nelle ultime 12 ore sono 602 nuovi positivi che vanno ad aggiungersi ai 405 registrati questa mattina. Dunque nelle ultime 24 ore in Veneto si contano 1007 nuovi positivi, i decessi invece sono stati 52. Voltiamo pagina, parliamo di autonomia, le parole dell'ex ministro Stefani, la vicentina Stefani. Conte al Senato ha parlato di riforma del titolo quinto della Costituzione, dimostrando non solo di non conoscerla, come vuol far credere, perché è proprio l'articolo quinto che prevede il decentramento politico-amministrativo e quindi l'autonomia differenziata. Male ha fatto quindi il professor Conte, ha detto Stefani, a concedersi quell'infelice passaggio sulla revisione del titolo quinto, ma se ancora non fosse sufficiente e sufficientemente chiaro, lo ribadisco, noi parlamentari veneti saremo in Parlamento a fare le barricate contro una proposta simile che è del tutto irragionevole e va contro lo spirito della stessa Costituzione. E restiamo a parlare di politica, botta e risposta oggi proprio su Antenna 3 tra il leghista Villanova e il pentastellato Scarabella. Mi fa rabbrividire un governo Salvini-Meloni, ma gli italiani sono liberi di scegliere, ha detto Scarabella. Villanova ha risposto, ma siete voi che non ci permettete di tornare alle urne. Sentiamo. Come movimento ci hanno detto che loro sarebbero arrivati in Parlamento per cambiare le regole della politica, per aprirla come una scatoletta di tonno, per andare avanti da soli. Si sono alleati prima con noi, dopo col PD, con Renzi, con Leu, adesso con Mastella, Monti, Casini, Ciampolillo. E adesso che chi mancherà? Sia prima con la Lega che poi con chiunque altro vorrà affiancarsi a questo progetto di governo. Noi siamo rimasti fedeli al nostro programma. Secondo me il punto di rottura maggiore che abbiamo avuto col nostro programma è stato il momento in cui abbiamo approvato i decreti sicurezza di Salvini. Grillini che diventano democristiani per la Lega Nord, pentastellati che chiedono invece stabilità e responsabilità per sostenere gli sforzi del governo. E ancora, qui la democrazia parlamentare italiana si presta a due letture diametralmente opposte. Lo scontro tra ex colleghi in Consiglio regionale è andato in scena nel corso dell'edizione straordinaria di Antenna 3 di oggi. Spesso ci dite noi siamo quelli del reddito di cittadinanza, è vero, ma siamo anche quelli che adesso hanno messo in piedi il super bonus al 110%, e qui al nord voglio vedere a quanti fa schifo questo discorso qua, avere la possibilità, diciamo, non dico gratis ma quasi, di ristrutturare la propria casa. Gli altri partiti si affiancano a voi, siete voi che vi state affiancando a qualsiasi partito essere vivente che esista in Parlamento pur di restare lì.
Molti obiettivi restano comuni, come la necessità di farsi carico dei ristori, di gestire al meglio la situazione sanitaria e la campagna vaccini, ma anche su questo le visioni sono ancora troppo distanti. E un governo forte in carica in questo momento farebbe una causa immediata a Pfizer e andrebbe a fare pressioni immediate in Europa affinché vengano riequilibrate le dosi che vengono mandate nel nostro paese. E invece il governo è impegnato in altri campi. Secondo me, a livello di comunità europea, che dovevano subito mettere in chiaro, ma forse non so se prevedevano uno scenario del genere, la possibilità, in caso che la Pfizer o chiunque altro non avesse garantito le giuste dosi, di poterlo produrre in casa. E se Palazzo Chigi è al lavoro in queste ore per consolidare la squadra, il centrodestra ha ribadito l'evidente fragilità dell'esecutivo, un dato che difficilmente convincerà Mattarella sulla necessità di far tornare a votare presto gli italiani. Gli italiani sono liberi, vogliono votare anche Forza Nuova e mandarla al governo, liberissimi, la democrazia è fatta così. Non mi sembra che gli italiani siano proprio liberi di votare, perché ci state provando in tutti i modi a impedirglielo. E poi insomma vorrei far notare questo che è nelle disponibilità del Presidente della Repubblica. Partiti. Cronaca, adesso andiamo a Padova, rapina alla farmacia della dottoressa Zennari, tanto spavento, la farmacista minacciata con una siringa. È successo tutto molto velocemente ieri attorno alle 18 all'interno della farmacia di Via Facciolati della dottoressa Patrizia Zennaro. La stessa ci racconta quanto accaduto. Eravamo qua io e una mia collega, io stavo forse controllando delle ricette, mi sono trovata improvvisamente di fianco, proprio di fianco, una persona con il cappuccio, la mascherina e con una siringa in mano, una siringa di insulina in mano, tra l'altro sporca anche, e che mi ha detto: apri la cassa o ti pungo perché sono sieropositivo. A quel punto lei ha fatto un balzo all'indietro, gli ha consegnato le chiavi della cassa che l'uomo ha aperto asportando 380 euro e dileguandosi il prima possibile. Rimane il disappunto, ma anche altro. Ovviamente una forte agitazione, devo dire. Dopo le forze dell'ordine sono state veramente qua pronte, hanno fatto anche la scientifica perché hanno tolto anche le impronte perché aveva toccato la cassa. E adesso? E adesso niente, è passata e pazienza, così è. È stata dura, insomma, è uno spavento perché prendi paura, soprattutto perché me la sono trovata di fianco improvvisamente, non ho neanche sentito entrare. Ecco, lei è presidente fra l'altro di Federfarma Padova, ecco, che cosa si sente di dire ai suoi colleghi? Lo sanno anche loro che queste cose purtroppo possono capitare. Devo dire che ultimamente stanno capitando un po' meno, devo dire. Però quello era proprio un tossicodipendente, lo si vedeva, era magrissimo, l'occhio proprio incavato. Diciamo che era un po' disperato, secondo me. Andiamo a Cortina d'Ampezzo per una storia finita a lieto fine. Un bambino di 10 anni era affetto da diabete mellito, ma i genitori ignoravano che il figlio avesse tale patologia. Un bambino di 10 anni è stato salvato dal personale medico al punto di primo intervento dell'ospedale di Cortina, dove mamma e papà lo avevano portato in gravi condizioni. Escluso con un tampone si potesse trattare di Covid, i sanitari hanno riscontrato gli elementi biochimici riferiti ad una complicanza del diabete mellito di tipo 1, nota come chetoacidosi. L'episodio è accaduto nelle scorse settimane. Con opportuni trattamenti il piccolo è migliorato ed oggi è stato dimesso ed ha potuto anche riprendere la frequenza scolastica. E continua a Padova il dibattito sulla possibilità o meno dei ristoratori di poter aprire le porte dei loro locali ad un servizio mensa. Il prefetto Franceschelli risponde così alle associazioni di categoria. Dopo l'appello dell'APPE, l'associazione di categoria degli esercenti e baristi padovani, che chiedeva di consentire ai ristoratori di svolgere il servizio di mensa, arriva la risposta del prefetto Renato Franceschelli, che sottolinea come non sia nelle sue funzioni quella di permettere o meno lo svolgimento di questo servizio, ma la sorveglianza delle regole. La lettera, un richiamo ai sindaci, voleva solamente riaffermare quelle condizioni che c'erano, ci sono sempre state e continuano ad essere immutate adesso, cioè i servizi di mensa e di catering sono stati sempre ammessi fin dal primo DPCM di marzo, non sono mai stati sospesi, ovviamente hanno delle condizioni perché possono avvenire, quindi certamente quello che era parso evidente anche a sentire e a leggere quello che veniva dichiarato era che c'era un tentativo chiaramente elusivo di una normativa. Il mio dovere era richiamare questa normativa, io non devo autorizzare
niente, non sono io che autorizzo, le norme sono là, i sindaci hanno l'obbligo di vigilare sui servizi, le prestazioni, il commercio e i servizi di ristorazione e gli esercizi pubblici, e ognuno si assume la sua responsabilità. Ogni esercente che fa qualcosa in dispregio di una normativa se ne assume la responsabilità e se è preso sanzionato. Non c'è nulla da negoziare o da convenire, fin quando almeno che non esca una disposizione nazionale o regionale che modifica le normative che attualmente ci sono. Occupare i negozi sfitti con opere d'arte che denunciano la crisi in cui si trova Venezia, ma non solo a causa del coronavirus, è la singolare iniziativa di protesta che sta iniziando a raccogliere adesioni anche all'estero. È un'iniziativa che abbiamo messo in campo per cercare di reagire al magone che ti viene a camminare per le calli e per le vie di Venezia. Gualtiero Dall'Osto è un mascarer veneziano che assieme al pittore Giovanni Pulse ha lanciato l'idea. L'iniziativa si chiama Off-On, presenze e assenze, e si propone di riutilizzare i negozi sfitti di Venezia come spazi per esposizioni artistiche, trasformandoli in luoghi di riflessione, di denuncia e anche di provocazione su quella che è la realtà di Venezia. È una desolazione, un disastro. Le attività sono chiuse, botteghe e attività che stanno morendo, e il problema è più antico di quello che sembra, non è legato esclusivamente alla pandemia, ma a dei problemi che ci trasciniamo da anni e che non vengono risolti per quanto riguarda in particolare l'artigianato artistico. Non si tratta di un'operazione commerciale. Chi partecipa, proprietari di locali sfitti o artisti, lo fa a titolo gratuito per lanciare il segnale di una città che almeno in una sua parte non si arrende alla crisi, allo spopolamento e alla turistificazione. In uno dei due negozi che per ora hanno aderito all'iniziativa, di fronte a quella che fu la casa di Goldoni, il dibattito tra chi passa davanti alla vetrina è già aperto. Ma ti rendi conto che io fa alberghi, a casa di Dio io fa l'albergo, al troncheggio io fa un albergo, che è più alberghi che cese, un'altra idea, più cese che alberghi, più alberghi che cese. Venezia.com ha subito aderito e sostenuto l'iniziativa. Noi siamo orgogliosissimi di aver dato il sostegno a questa iniziativa che noi riteniamo bellissima e utilissima. E vorrei dire che nelle ultime 24 ore dal lancio di questa iniziativa abbiamo ricevuto numerosissime richieste sia di proprietari di fondi che vogliono mettere a disposizione i loro spazi e sia di artisti e artigiani che vogliono usufruire di questi spazi sia da Venezia ma anche da altre parti del mondo. Posate questa mattina 4 pietre d'inciampo a ricordo di altrettanti padovani assassinate dalle barbarie nazifasciste. Sono 4 le pietre d'inciampo che stamattina Padova ha voluto posare in memoria di 3 ebrei: Celina Trieste, assassinata nell'ottobre del 44, Giulio Usigli, Ester Giovanna Colombo, questi ultimi uccisi ad Auschwitz, e padre Placido Cortese, già collocato nel Giardino dei Giusti. E soprattutto con la scomparsa degli ultimi testimoni trasmette la memoria, spetta ora a noi e per trasmettere alle nuove generazioni. Fra le autorità presenti anche il prefetto Renato Franceschelli e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Quello che mi interessa molto, le pietre d'inciampo, che la gente, in particolare i giovani, ricordino. La pietra d'inciampo dedicata alla memoria di padre Placido Cortese è stata posta proprio dove lo stesso venne caricato sull'auto con l'inganno con destinazione Trieste, sede della Gestapo. L'opera di padre Placido è un'opera che va ancora di più riconosciuta e scoperta, perché per tanti decenni dopo la sua scomparsa non sapevamo che cosa avesse compiuto. Quindi anche questa pietra d'inciampo diventa l'occasione per conoscere questo frate che per noi è un frate santo. Concluso invece l'importante iter verso la beatificazione. È iniziato nel 99, le prime battute, quando abbiamo saputo con certezza qual era stata la fine di padre Cortese. Ci siamo dati da fare per trovare i testimoni, per andare a cercare negli archivi. È durata ben 20 anni questa ricerca, prima di produrre la cosiddetta posizio, che è il dossier
massiccio che raccoglie tutti gli atti sia del processo diocesano a Trieste, sia delle testimonianze, sia i documenti d'archivio. È già stato esaminato dai consultori storici e teologi della congregazione. Nei prossimi mesi è atteso dunque il voto definitivo dei vescovi e dei cardinali, dopodiché Papa Francesco potrebbe decidere di nominarlo venerabile. Ed ora andiamo nel Vicentino perché sarebbero a rischio i risarcimenti, gli indennizzi per quanto accaduto a causa del maltempo in quei territori. Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ci ha scritto dicendo che il Ministero delle Finanze per le emergenze accadute nel 2019 e nel 2020 non ci sono fondi, quindi non sono finanziabili. Piove sul bagnato. Dopo l'emergenza maltempo arriva una doccia gelata sui cittadini che hanno subito danni da calamità naturali negli ultimi 2 anni. A quanto pare, infatti, il governo non avrebbe le risorse disponibili per ristorare le vittime. Sono molto preoccupato, nonostante le rassicurazioni di qualche rappresentante del governo. Anche Vicenza, Longara e Torri di Quartesolo sono interessati alla partita degli indennizi. I cittadini delle zone colpite a dicembre dall'esondazione della Roggia Caveggiara, su cui si era riversato il fiume Tesina, hanno ancora le case coi segni dell'acqua e del fango, auto rovinate, scantinati e garage completamente distrutti, danni per centinaia di migliaia di euro. In questo momento non sono stanziati dei fondi, ma possono essere stanziati più avanti e faremo le doverose pressioni perché questi soldi vengano stanziati e destinati alle opere importantissime per la sicurezza. Stiamo sollecitando perché noi riteniamo che nel momento in cui il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale, come è giusto che sia, come è previsto dalla normativa nazionale, poi devono conseguire anche i ristori e i fondi e quindi su questo non molliamo la presa. Mi manca il palco, il rapporto con il pubblico, ma dobbiamo tenere duro perché tutto questo passerà. Vi proponiamo un'intervista esclusiva all'ex Red Canzian che ha parlato di questi mesi lontano dagli spettacoli a causa del coronavirus. A me manca proprio l'abbraccio che ero solito dare alle persone che incontravo, perché era una maniera per far sentire il mio affetto, la mia vicinanza. Red Canzian, storico bassista dei Pooh, racconta questi mesi difficili con la pandemia che ha stravolto la vita di tutti. Mi manca il palco, ci dice, spiegando come però questa situazione, che lo sta tenendo lontano dagli spettacoli, gli abbia anche permesso di riscoprire l'intimità di casa sua. Ho consumato 2 bancali di legna nel camino, questo per dirti quanto ho usato la casa, cosa che non facevo mai. Io ho scoperto di avere una casa perché non la vivevo mai con una continuità come adesso. Ma la voglia di tornare a fare musica è tanta e per questo Canzian è già al lavoro su un altro importante progetto. La musica manca e guarda, l'ho verificato in questi giorni perché sto facendo il casting per l'opera su Casanova che ho scritto ed è successa una cosa che non era mai successa per uno spettacolo qui in Italia. Abbiamo avuto quasi 2000 iscrizioni. Ed è pensando all'amico Stefano Dorazio, che se n'è andato lo scorso novembre proprio a causa del Covid, che Red Canzian rivolge un pensiero a chi ancora oggi nega l'esistenza del virus. Io ho perso un fratello come Stefano, un po' mi arrabbio anche perché dico ma come si può essere così aridamente poco attenti a quello che sta succedendo. Cioè io credo che Stefano non sia morto per sbaglio, è morto per colpa del Covid. Dobbiamo stare attenti, seguire le regole, avere pazienza, dice Canzian, perché prima o poi tutto questo finirà. Non facciamoci prendere dalla tristezza, non facciamoci prendere, non dobbiamo aver paura della paura, dobbiamo essere comunque positivi e abbiamo tutti bisogno di ritornare a sorridere, a vivere, a sperare e a credere. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora al meteo, arrivederci. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. La perturbazione atlantica giunta nelle scorse ore entra nel vivo. Nella giornata di venerdì 22 gennaio avremo un tempo spiccatamente instabile. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto condizioni di forte maltempo con precipitazioni diffuse, vedete, su tutte le province della regione. Dapprima generalmente deboli ma in intensificazione durante il pomeriggio. Attenzione perché localmente i fenomeni potrebbero risultare anche di moderata intensità. Limite delle nevicate a 1100-1400 metri sulle prealpi, a 800-1100 metri sulle Dolomiti. Forte vento di libeccio. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra i 6 e i 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà del tutto simile, con piogge diffuse ovunque, a tratti intense e con quantitativi abbondanti. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, lo vediamo, ancora precipitazioni diffuse ovunque, un po' per tutto l'arco della giornata. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in compagnia di Antenna 3.